Invito ad alzare in piedi in questo momento. Cominceremo questo nostro culto di adorazione al Signore. E vorrei cominciare con una preghiera in questo momento. Vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi in questo momento e cominci a parlare con tuo Dio. Amen. Preghiamo. Voglio vedere anche i bambini che pregano. È un momento molto speciale, è un momento che si sta iniziando questo culto. Tutti noi preghiamo insieme in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Padre, noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché noi siamo qui, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per questo momento, Signore. Noi sappiamo che nella tua presenza noi non stiamo perdendo il nostro tempo, ma stiamo guadagnando, Signore. Noi stiamo guadagnando qualcosa di prezioso che è stare nella tua presenza, Signore. Un giorno ai tuoi piedi, un giorno nella tua casa valgono più di 1000 giorni fuori, Signore. Questo dice la tua parola, Padre. Padre, questa sera, Padre, noi vogliamo cominciare questo culto dichiarando, Signore, l'onore e la gloria, Signore, a te, Signore. L'onore e la gloria, Signore, a colui che ci ha creato, a colui che ci ha permesso di arrivare fin qua, a colui, Signore, che ci ha dato la vita, a colui, Signore, che ci ha perdonati dai nostri peccati, a colui, Signore, che ci ha guariti, Signore, delle nostre malattie, a colui, Signore, che provvede ogni giorno nella nostra vita, a colui che ci ricevi ogni volta, Signore, che noi corriamo tra le braccia del Padre, Signore, tu ci ricevi, Signore. Noi vogliamo onorarti, Padre, noi vogliamo ringraziarti per questa sera, per questo momento, Signore, per la tua presenza che è già qui in questo luogo, Padre. Padre, noi sappiamo che noi siamo la tua Chiesa, Signore, noi siamo la tua Chiesa, la tua Chiesa non è fatta delle mura, Signore, ma è fatta di persone, Padre. Padre, come Chiesa, Signore, e come Chiesa noi vogliamo questa sera, Padre, avere i nostri cuori, Signore, protetti, Signore, la nostra mente protetta, Signore, da ogni cosa che il nemico farà, Signore, e ci distrarrà, Signore, cercherà di distrarci, Signore. Padre, io ti prego questa sera, Padre, di mettere i tuoi angeli in questo luogo, Signore. Signore, metti i tuoi angeli, Signore, intorno di questa chiesa, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, all'incrocio di questa chiesa, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, sulle vie di questa chiesa, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, nel parcheggio di questa chiesa, Signore. Dentro, Signore, nella sala dei bambini, Signore, in ogni luogo, Signore. Padre, agisci, Signore. Padre, togli da noi in questo momento tutti i pensieri, Signore, di dubbio, Signore. Signore, togli da noi tutti i pensieri, Signore, che ci allontanano dalla tua presenza, Signore. E facci, Signore, sentire, Signore, che tu sei qui, Signore. Padre, non soltanto delle persone che parleranno, ma che la tua presenza possa essere sentita da ogni persona, Signore, nel suo particolare, Signore. Non soltanto di ascoltare, ma che, Signore, possano vivere questa presenza, Signore, la tua presenza, Padre, in nome di Gesù, Signore. Signore, noi ti ringraziamo, Padre. Questo culto si chiama adorarti e noi siamo qui per adorarti, Padre, per ringraziarti, per onorarti, Signore, in nome di Gesù. Amen. Fai un applauso al Signore Gesù. Volevo cominciare questo culto parlando di quello che sta succedendo nel mondo, parlare di quella università dove ha cominciato quel grande movimento della presenza dello Spirito Santo, qualcosa di straordinario. Ma sai cosa che mi chiama più l'attenzione? Non è il numero di persone che sono passate lì. Se voi non avete ancora visto, andate su internet, c'è dappertutto. Non è il numero di persone che sono già passate lì che mi chiama l'attenzione. Non è quante persone aspettano fuori, non è quante ore loro sono lì. Quello che più mi ha richiamato l'attenzione è quante persone erano che avevano cominciato questo movimento. Erano pochi giovani che hanno deciso di rimanere e cercare ancora di più la presenza di Dio. E loro non immaginavano che questo sarebbe esploso per tutto il mondo e io e te avremmo sentito parlare di questa storia, di quello che loro stanno vivendo. Quello che mi richiama l'attenzione è che erano in pochi
E Dio mi sta parlando di questo ultimamente: non disprezzare le piccole cose, non disprezzare i piccoli momenti, non disprezzare i piccoli consigli, non disprezzare un culto. Ah, è soltanto un culto? Não, é um momento alla presenza di Dio. È un momento in cui Dio ha per agire nella nostra vita. È un momento in cui Dio ha per farci sentire la sua presenza. È un momento, non è soltanto un culto. Dio mi sta dicendo tanto forte. E quando ho sentito questa storia, quello che mi ha più richiamato l'attenzione è che loro non hanno disprezzato quel momento di stare alla presenza del Signore. E Dio ci richiama a questo, a non disprezzare i momenti della presenza del Signore, a non disprezzare i piccoli momenti, i piccoli inizi, le piccole storie. Piccole storie, grandi storie nascono da piccoli momenti. È questo che il Signore vuole da noi. Quei giovani non potevano capire che avrebbe avuto tutta questa storia nel mondo intero. Loro avevano solo un cuore disposto ad adorare il Signore, un cuore disposto ad onorare il Signore al di sopra di ogni cosa, di donare il loro tempo, di donare la loro vita. Loro erano giovani, potevano dire: io devo divertirmi, devo fare le mie cose, andiamo a giocare a qualcosa. No, loro sono rimasti lì perché volevano di più della presenza di Dio, volevano ancora di più della presenza di Dio. E Dio ci richiama questa sera a cercare Lui e non disprezzare, perché Lui è qui questa sera. Lui è qui questa sera. Lui è là in quella università, Lui è là in Brasile, ma Lui è anche qui. Lui è in questo luogo e Lui vuole fare infinitamente di più di quello che noi pensiamo questa sera. Dio vuole lavorare infinitamente di più di quello che noi immaginiamo questa sera nella nostra vita. Adoriamo il nome del Signore. Riempi questo luogo. Questa casa ti diamo libertà, che scende il tuo spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, compi ciò che è descritto in Gioele. Vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni, fai ciò che non ho visto mai, compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivati.
Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Que sia hoje, que sia adesso, vieni versa il tuo spirito. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Che sia oggi, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito.
Brucindo ancora una volta, Signore, quel fuoco, Signore. Bruciando ancora una volta quel fuoco, Signore, che bruciava, Signore. Quel fuoco del primo amore, Signore, quel fuoco, Signore. Quel fuoco di restaurazione, Padre, brucia ancora una volta in noi, Signore. Brucia ancora una volta, Signore, brucia ancora una volta, Padre. Noi desideriamo te, Padre, noi desideriamo, Signore. Brucia ancora una volta, Signore, brucia ancora una volta. Fai di nuovo, Padre, fai di nuovo. Santità, noi ci arrendiamo al tuo nome, noi ci arrendiamo perché tu sei il nostro Dio, 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 noi ci arrendiamo. Yahweh, 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 tu sei il nostro Dio, non c'è nessun altro che sia pari a te. Noi ci arrendiamo alla tua presenza, a ciò che tu sei, Dio, a ciò che tu fai, a ciò che tu hai fatto, ma a ciò che tu sei, Padre.
riconosco che sei mio Signore, dico ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, El Shaddai.
questa sera sai che in qualche modo il nemico è riuscito a incatenarti. In qualche modo il nemico ha messo una catena, un laccio intorno a te. Io in questo momento ti invito a continuare la tua adorazione ancora qualche minuto, affinché Dio attraverso questa adorazione possa cominciare a spezzare queste catene. Se tu credi che noi abbiamo un Dio in grado di fare questo, in questo momento metti ogni tuo vizio, ogni problema della tua anima, ogni tua ferita spirituale davanti a Dio e adoralo in questo momento. Adoralo con tutto il tuo cuore, non adorarlo solamente con il massimo della tua voce, ma adoralo perché veramente tu vuoi adorare questo Dio che tu hai già conosciuto, questo Dio che già ha fatto tanto nella tua vita e che oggi può fare qualcosa di nuovo, oggi può fare qualcosa in più e forse sta aspettando solamente questa tua adorazione per venire incontro a questa tua richiesta, per venire incontro a questo tuo problema. Tu che sai che stai vivendo qualcosa che non va bene davanti a Dio, in questo momento Dio ti invita ad adorarlo. Cantiamo ancora una volta come Lui spezza le ferite, cantiamo ancora una volta come Lui spezza ogni laccio, cantiamo ancora una volta che adorandolo Lui ci libererà da tutto questo. Di fianco a te possono sapere quello che tu hai in mente, né io né la persona di fianco a te possono sapere quello che tu vivi ogni giorno, ma il tuo Dio lo sa. In questo momento lancia tutto su di Lui, abbandona tutto a Lui, abbandonati completamente a Lui, arrenditi a Lui, perché Dio vuole riscattare qualche anima questa sera. Dio è qua presente col suo spirito e vuole compiere un'opera nuova in mezzo a noi.
Chiesa ai tuoi piedi, Dio, io ti chiedo, Signore, comincia, Signore, a rompere queste catene, Signore. Comincia a sciogliere, Signore, questi lacci. Comincia, Signore, a guarire ogni ferita spirituale, Signore. Comincia, Signore, a liberare perdono nei cuori delle persone, Dio. Comincia, Signore, a mettere in noi un animo, Signore, nuovo, un cuore di carne, un cuore che possa venire a te, prostrarsi a te, arrendersi a te, Dio. Che questa Chiesa possa essere una Chiesa che impari un nuovo livello, Signore, di adorazione per adorarti in spirito e verità, e che attraverso questa adorazione monti si possano muovere nelle nostre vite, catene si possano spezzare, ferite possono venire ad essere curate, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, continua ad agire in mezzo a noi. Che il tuo Spirito, Signore, possa portare un vento, Signore, nuovo, un vento fresco nelle nostre vite, un vento di libertà, un vento di santità, Signore, nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo lodare il Signore con un applauso. Amen. Vi chiedo di sedervi qualche minuto. Diamo alcuni avvisi su questa settimana. Il 19 febbraio, che sarà domani, domani ovviamente, alle ore 15 ci sarà questo incontro dei giovani a casa della diaconessa Sonia, che è leader dei giovani, giusto? Ok, quindi tutti i giovani domani sono invitati alle ore 15 a casa di Sonia per questo incontro a tavola. Dopodiché continuano sempre i nostri culti in casa. In realtà la settimana scorsa non lo abbiamo fatto per alcune motivazioni, ma questa settimana sicuramente riprenderanno, quindi state attenti, vi arriveranno i messaggi quando il culto sarà nella vostra zona. È sempre una serata di comunione, ma soprattutto una serata in cui lo Spirito Santo agisce in un modo diverso nelle nostre vite, qualcosa sulla quale noi crediamo molto. Dio ci ha dato questa visione, quindi quando il culto arriva vicino a voi non esitate a rispondere sì alla chiamata di Dio. Prossimo avviso, sala di intercessione. Lo avvisiamo ancora una volta per chi magari non l'avesse visto nei sabati passati. Questo è stato il primo sabato ufficiale in cui abbiamo avuto la sala di intercessione. Ogni sabato da questo sabato, in realtà c'è stato anche il sabato scorso un po' fatto all'ultimo momento, ma ogni sabato alle 19:30 nella sala pastorale qua alla mia sinistra, chi vuole può fermarsi mezz'ora per pregare prima del culto. Pregare per cosa? Pregare per il culto, pregare perché veramente lo Spirito Santo possa agire e fare qualcosa di nuovo ogni culto. Quindi anche sabato prossimo ci sarà questa sala di intercessione. Fuori dalla sala pastorale c'è un piccolo cartellone con i prossimi sabati e delle caselle vuote vicine. Chi vuole partecipare già questa sera, se vuole, può andare lì, c'è un pennarello, scrivete il vostro nome, mettetevi già questo impegno per il resto della settimana, sapendo che sabato prossimo alle 19:30 voi sarete lì per pregare per tutta quanta la Chiesa, affinché Dio possa compiere una grande opera nel prossimo sabato. Amen. Questa sera erano quante persone più o meno nella sala di intercessione? 5-6 persone. Quanti maschi? C'era lo Spirito Santo, Dio, Gesù, c'è 3. Non è vero, Dio è spirito, ma è anche per i maschi, ok? Non è solo per le femmine. Prossimo avviso,
Pace a tutti. Allora, abbiamo avvisato già 2 sabati, però avvisiamo anche questo sabato il nostro nuovo progetto Worship Pray. L'abbiamo spiegato perfettamente in un video sul profilo della Chiesa, però brevemente ve lo rispiego qua. È un progetto che Dio ha messo nel nostro cuore per chi fosse interessato, chi ha veramente una fame, una sete dello Spirito Santo, chi desidera un momento di intimità e adorazione profonda con Dio. Noi saremo qui, sarà un gruppo molto piccolo per cominciare, come la Pastora Andrea. Noi non disprezziamo i piccoli inizi e noi crediamo che lo Spirito Santo lavorerà in noi e attraverso la preghiera e l'intercessione credo che riuscirà una buona cosa nella nostra adorazione, nella nostra lode a Dio, e i frutti si vedranno. Quindi per chi volesse partecipare potete contattare me o John per chiedere cos'è, ulteriori informazioni, la data, l'ora, e è questo. Amen. Puoi mettere prima quell'altro per piacere? Questo qua lo teniamo per ultimo. Ok. Questo banner non l'avete mai visto, è un nuovo avviso di un evento che si terrà venerdì 10 marzo alle ore 20. La chiesa dove sarà fatto è la Verona International Church. Ci siamo già stati varie volte ad altri eventi dietro la stazione del nostro amico il pastore Titi, e questo evento è un evento organizzato da questo pastore Willem Glassauer. Non so se l'ho pronunciato correttamente, è un pastore olandese ed è il presidente dell'Associazione Cristiani per Israele. Se vedete il simbolo in alto a destra, VPV, è un logo ancora in via di definizione, ma è un logo che significa Visione per Verona. La nostra chiesa, insieme ad altre chiese, si stanno organizzando per appunto riuscire a fare ogni anno alcuni eventi uniti, alcuni eventi tutti insieme. Ci saranno eventi di adorazione, ci saranno eventi più di informazione, ci saranno vari eventi, non tantissimi, ma almeno 3-4 eventi all'anno vorremmo ogni anno riuscire a farli tutti quanti insieme come Chiesa, per vivere anche un po' l'essere uni in Cristo, non solo tra di noi, ma anche con le altre chiese che ci sono qua per Verona. E la visione è proprio quella di guadagnare questa città. Questo evento è un evento più informativo, è appunto col presidente di Cristiani per Israele. Il tema lo vedete molto grande perché Gerusalemme è la storia della città e il suo aspetto escatologico. A chi è indirizzato questo evento? A tutti noi. Come ho detto, Visione per Verona è una visione per tutte le chiese di Verona. Siamo in poche chiese che stiamo organizzando gli eventi, ma è esteso a tutti quanti. Non ci devono partecipare solo i pastori o gli operai, tutti quanti sarebbe bello che riuscissero a partecipare, sia perché sicuramente sono eventi interessanti, ma anche proprio per riuscire ad attivare questa coesione tra le chiese, questa unione tra le chiese. Quindi questo invito sarà presentato anche la settimana prossima. Probabilmente avremo qua anche il pastore Titi, che è pastore della Chiesa Verona International Church, o il pastore Roberto della Chiesa Sabaoth, che verranno a parlarci un po' di questo evento e anche di questa visione. E tutti noi siamo più che invitati a partecipare a questo evento, che appunto sarà il 10 marzo. Ma ancora più importante c'è il prossimo banner, che ancora per 2-3 settimane lo vedrete passare. 3-4 marzo, conferenza forte. Chi non si è già iscritto sta perdendo la conferenza dell'anno. Abbiamo puntato tantissimo su questa conferenza perché è qualcosa che da anni veniva richiesto, qualcosa per le coppie, qualcosa per le famiglie. Siamo riusciti a entrare in contatto, grazie a Dio, con questi pastori che sono pastori adatti, pastori che sono stati istruiti per motivare, per esortare le coppie a vivere sacerdozio, maternità e alleanza. Questa conferenza famiglia è una conferenza per tutta la Chiesa, ovviamente, in particolare per le famiglie. L'abbiamo già presentato tante volte, non voglio continuare a dare input per quanto possa essere importante questo
questa conferenza, è stato bello il messaggio che una sorella ha mandato in settimana, la settimana scorsa, sul gruppo delle donne, gli uomini ovviamente non lo possono sapere, questa sorella diceva che lei ha sempre istruito sua figlia in una maniera forse sbagliata. Dopo che ha conosciuto questa pastora ha cominciato a istruirla in un altro modo, capendo qual è il modo giusto di istruire i nostri figli. L'Andrea oggi ha detto una frase molto bella che non so se me la ricorderò bene, quindi la faccio dire a lei, non se la ricorda neanche lei. Ha detto che noi cerchiamo sempre di dare il meglio per i nostri figli, ma forse il nostro meglio è quello di imparare a dare il meglio. Nessuno ci ha capito niente, neanche io quando me l'ha detto la prima volta, me l'ha ripetuta 3 volte prima che capissi. Il nostro meglio è imparare a dare il meglio, quindi non pensiamo di sapere già tutto su sacerdozio, su alleanza, su maternità. Dio porterà queste persone in mezzo a noi per darci qualcosa di nuovo, qualcosa che può non solo riempire i nostri cuori, ma farci diventare padri migliori, mariti migliori, mogli migliori, per una famiglia più sana, più salda, per una famiglia più forte. Quindi tutti voi siete molto più che invitati ad iscrivervi. Per iscrivervi dovete dare i vostri nomi alla missionaria Giosiane, oggi non c'è la missionaria Katia. Oltre ai nomi c'è anche una quota di iscrizione, abbiamo già passato questo banner varie volte, c'è anche sul gruppo della Chiesa. Comunque potete dare i soldi dell'iscrizione alla missionaria Katia. Come sempre c'è anche la possibilità di pagare con il bancomat, o in settimana gireremo anche l'IBAN della Chiesa sul gruppo della Chiesa per chi vorrà fare il pagamento con l'IBAN. Perché c'è una quota di iscrizione? Perché ci sono varie spese da sostenere per questo evento. Come ho detto, abbiamo puntato tanto su questo evento perché è qualcosa a cui crediamo tanto, non per fare qualcosa di grandioso, ma per fare qualcosa di veramente utile per le nostre case, per le nostre famiglie. Quindi ci sono delle spese, c'è bisogno di avere le risorse per riuscire a sovvenzionare tutte le spese, quindi c'è questa quota di iscrizione. Quindi parlate con la missionaria Katia o in settimana con la missionaria Giosiane quando tornerà, che oggi è in vacanza. Finiti gli avvisi? Bene, ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Sta quasi già finendo l'ora del culto. Amen. Come sempre, tu che sei visitante, non ti preoccupare, questo momento è un momento per chi è veramente membro della Chiesa, per chi veramente crede che in questo luogo Dio possa ancora salvare anime, possa salvare vite, possa cambiare persone. A tutti coloro che credono questo, io invito in questo momento a dare il loro meglio a Dio affinché l'opera possa continuare ad andare avanti. Come sempre c'è la missionaria Katia là dietro che può aiutarvi col POS per il bancomat, e prendete il vostro meglio in questo momento, la vostra primizia, e preghiamo il Signore perché possa consacrarla a Lui per diventare un profumo soave a Lui gradito. Poi continuiamo ad adorare Dio. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore, ti chiediamo di benedirle, di purificarle, Signore, di consacrarle, Dio. Ti chiediamo, Signore, che possano diventare una nostra adorazione davanti a te, Signore, che nessuno oggi venga a dare con malavoglia, Signore, solo quello che tu metti nel nostro cuore, solo ciò che noi abbiamo gioia veramente di portare, perché crediamo, Signore, che attraverso questa offerta noi possiamo compiere il nostro compromesso con te, o perché crediamo che attraverso questa offerta più persone potranno raggiungerti sentendo la tua voce nei modi che tu, Signore, hai pensato per questa casa, per il regno di Dio. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni famiglia qua presente, benedici ognuno di noi. Non togliere il tuo Santo Spirito, Signore, ma benedici con le tue migliori benedizioni, Signore, le nostre case, nel nome di Gesù. Amen. Io ti aspetto.
ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare
Puoi applaudire il nome del Signore. Potete sedervi. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento ascolteremo la tua parola, Signore. Io ti chiedo, Dio, di perdonare ogni mio peccato, Signore, di purificarmi, di santificarmi affinché possa essere usato al meglio da te per compiere l'opera che tu hai questa sera nella tua Chiesa, Signore. Benedici ognuno di noi, Signore, che oggi possa essere una serata di rinnovo, di trasformazione, di cambiamento, di cura, di potenza dello Spirito nelle nostre vite. Ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Voglio prima di tutto presentare i nostri visitanti di questa sera. Sono con noi Rosy, giusto? Amica della nostra sorella Fabrizia. C'è Gilda, che è venuta con la nostra sorella Goya, giusto? E infine abbiamo Jonathan, che è con Gianna. Abbiamo già conosciuto Gianna 2 settimane fa. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Qua siete sempre benvenuti alla casa del Signore. Quello che desideriamo a tutti i visitanti ogni volta che vengono è che possano uscire di qua con questo Spirito Santo che ci ha accompagnato fino adesso e che sono sicuro starà con noi ancora fino alla fine di questo culto. Voglio invitarti a aprire la tua Bibbia nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10. Oggi i visitanti sono ancora più fortunati perché siete arrivati proprio nella serata giusta, nella serata della festa. Dopo, alla fine del culto, festeggeremo il compleanno della pastora Andrea. Allora, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, leggerò i versetti 3, 4 e 5. Dice così: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Fino a qua. Fino a qua. Voglio cominciare la parola, il messaggio di questa sera. Siamo già un po' avanti, ma d'altra parte abbiamo cantato Ravvivaci, quindi per forza bisognava andare un po' avanti. Con un avviso, chiedo a Alex di mettere per piacere il banner dell'avviso. Abbiamo già fatto prima gli avvisi, ma siccome che la parola di questa sera è inerente all'avviso, abbiamo deciso di darlo in questo momento. Questa sera
a partire dal culto di questa sera, faremo una settimana, 7 giorni di preghiera, la nostra preghiera del mese di febbraio. Sapete che ogni mese noi abbiamo la nostra preghiera su Zoom. Questo mese inizia oggi, alle ore 22, ogni sera su Zoom avremo la nostra preghiera. Il tema di queste preghiere da domani, ma comincia questa sera. Comincia domani? No, comincia questa sera. Non comincia questa sera, perché se comincia questa sera è troppo tardi. Se comincia domani, finirà sabato prossimo. Sabato prossimo andiamo ancora più lunghi, perché ho preparato una predica da 10 pagine per sabato prossimo. Sto scherzando. Ok, sembra che finirà domani, ma se c'è tempo comincerà domani, ma se c'è tempo comincerà già oggi. 7 giorni di preghiera, non è importante quando comincerà, l'importante è il tema di questa preghiera, ovvero muraglie. Pregheremo perché muraglie si possono abbattere nelle nostre vite, pregheremo perché muri, fortezze possano crollare nelle nostre vite. Questo tema è un tema che Dio ha messo nel cuore prima dell'Andrea, poi ha confermato nel mio, perché questo 2023 è cominciato per tante persone della nostra Chiesa con tanti muri davanti. Non so se tu ti senti preso in causa, tirato in causa da questa affermazione, ma noi sappiamo per varie situazioni che sono successe che tante persone che oggi sono qua hanno cominciato questo nuovo anno con delle muraglie che si sono messe davanti, con degli impedimenti, con degli ostacoli di vario tipo che si sono messi davanti a loro. E sono sicuro che oltre alle persone che noi conosciamo, che ci hanno raccontato la loro storia, ci saranno altre persone qua dentro che hanno cominciato questo 2023 con delle loro muraglie davanti a sé. Per questo motivo noi vogliamo cominciare questo mese di febbraio, continuare questo mese di febbraio pregando per questo motivo, che muraglie possano venire ad abbattersi, che mura possano venire a cadere, a frantumarsi, a demolirsi, come c'era scritto in questo versetto che abbiamo letto, davanti a noi, per poter proseguire il nostro cammino verso Cristo senza nessun muro davanti. Amen. Quindi vi aspettiamo da domani su Zoom tutte le sere alle ore 22, manderemo come sempre il link sul gruppo della Chiesa. Se non sei sul gruppo della Chiesa, faccelo sapere che ti aggiungiamo subito. È un bel gruppo, bello grande, ma arrivano pochissimi messaggi perché scriviamo soltanto io o l'Andrea, mettiamo soltanto gli avvisi più necessari proprio degli eventi futuri, non scriviamo quasi mai messaggi che non sono inerenti ad eventi futuri. Per questo motivo oggi il messaggio che voglio portarvi è proprio su questo, su muraglie. E non c'è all'interno della Bibbia una parola che parli così tanto bene di muraglie che cadono, di mura che cadono, di fortezze che cadono, come la famosa storia delle mura di Gerico. Per questo voglio invitarvi, chi ha la Bibbia, altrimenti lo seguirete qua sul proiettore, ad aprirla in Giosuè. Comincerò dal capitolo 5, dal versetto 13 del capitolo 5. Amen. Dice così: mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Capitolo 6 prosegue dicendo: Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele.
Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Amen. Fino a qua. Probabilmente molti di voi avevano già ascoltato questa storia, già letto, già studiato delle mura di Gerico. E come ho detto, non c'è nessuna storia all'interno della parola di Dio più adatta per parlare di mura che crollano. Voglio però soffermarmi un attimo sul come il popolo di Israele è arrivato fino a Gerico. Perché? Perché esistono varie mura nella nostra vita, almeno 2 tipi, e voglio cominciare a parlarvi di un tipo molto velocemente, ma lo capiamo seguendo la storia del popolo di Israele. Il popolo di Israele arriva a Gerico per una promessa fatta molto tempo prima, la troviamo in Genesi al capitolo 15. Dio chiama ad Abramo e Dio ad Abramo promette che sarebbe entrato nella terra promessa e sarebbe stata sua, la terra di Canaan. La terra di Canaan prende il nome di terra promessa dopo che Dio la promette ad Abramo. Così inizia la storia del popolo di Israele che deve cercare di entrare in questa terra promessa, in questa terra di Canaan. Solo che, tagliamo un po' di storia, il popolo di Israele si ritrova schiavo d'Egitto per centinaia di anni. A un certo punto Dio innalza un liberatore tra il popolo di Israele. Il suo nome, lo sapete tutti, è Mosè. Mosè viene chiamato da Dio per liberare il popolo di Israele. Attraverso Mosè Dio manda le 10 piaghe sull'Egitto. L'ultima piaga è quella della morte di tutti i figli primogeniti d'Egitto. Alla fine di quest'ultima piaga il faraone si decide di liberare finalmente il popolo di Israele. Vai dove devi andare, non ti voglio più vedere. Il faraone manda via il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto dopo moltissimi anni. Finalmente il popolo di Israele è libero, può andare nella terra promessa. Solo che appena usciti dall'Egitto, il popolo di Israele si trova davanti ad un bivio. Ovvero è lo stesso Dio, non è proprio il popolo di Israele, è lo stesso Dio trovarsi davanti ad un bivio. Vediamo questo bivio in Esodo al capitolo 13, voglio leggervi il versetto, Esodo 13:17. Dice così: quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto. Ora pensate, questo popolo di Israele dopo tantissimi anni che è stato in schiavitù esce finalmente dall'Egitto, anzi sta per uscire dall'Egitto, e Dio si trova davanti a questo bivio. Non so se avete presente un po' una cartina geografica dove si trova l'Egitto, dove si trova Israele, ma sono abbastanza vicini, e dall'Egitto a Israele si può percorrere la via della costa che costeggia il mar Mediterraneo, e con questa via ci si arriva in pochi giorni. Ok, tutto il popolo a piedi, con animali, bambini, anziani e quant'altro, sicuramente qualche giorno in più, ma penso che al massimo 15, forse 20 giorni, esagerando, camminando molto molto poco. Dio invece decide di fargli fare un'altra strada, quella che noi sappiamo bene, quella che passa per il Mar Rosso.
e dopo che passa per il Mar Rosso, passa per tutto il deserto, dopo in realtà il popolo di Israele ne combina un po' di tutti i colori, quindi si fanno 40 anni di giri per il deserto. Ma in 15 giorni, 2 settimane, forse anche meno, il popolo di Israele uscito dall'Egitto sarebbe potuto arrivare in Israele. Eppure Dio dice così: Dio non lo condusse per la via dei Filistei, benché fosse vicina, poiché disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra prenda paura, si penta e torni indietro. Qual è il motivo per il quale Dio non ha mandato subito il popolo di Israele nella terra promessa? Perché nella terra promessa il primo popolo che avrebbe trovato seguendo quella via lì sarebbe stato il popolo dei Filistei. Vi cito il nome di un filisteo, Golia. Golia era quello gigante, se vi ricordate, che ha combattuto contro Davide. I Filistei erano un popolo di giganti, erano un popolo di guerrieri, erano un popolo molto forte, che avevano armi molto più potenti di quelle degli israeliti. Avevano armi in ferro, mentre gli israeliti non avevano le armi in ferro. Quindi, entrati nella terra dei Filistei, gli israeliti avrebbero preso paura e Dio ha detto: torneranno indietro, torneranno in Egitto, si pentiranno di essere usciti da qua. Per questo motivo gli farò fare un'altra strada. Se vi ricordate, in questo viaggio nel deserto Dio è la guida del popolo di Israele. Dio è una colonna di fuoco durante la notte e una colonna di nuvola durante il giorno. Ecco, quella colonna di fuoco e quella colonna di nuvola sono stati per Israele un muro, sono stati per Israele una muraglia che gli ha impedito un percorso che sarebbe durato molto meno, ma che sarebbe stato molto più nocivo per questo popolo. Perché dico che ci sono vari tipi di muraglie nella nostra vita? Perché una muraglia, quella sulla quale non voglio soffermarmi, perché non pregheremo per questa durante questi 7 giorni di preghiera, sono mura che Dio mette davanti a noi. Perché Dio mette davanti a noi delle mura? Per proteggerci, come ha fatto col popolo di Israele. Dio ha messo un muro davanti al popolo di Israele in modo che non potesse entrare direttamente nella terra promessa, ma che facesse tutto quel giro di 40 anni. Voi direte: caspita, ma non è stato un bel giro quello che ha fatto il popolo di Israele, anzi sono morti tutti gli israeliti in questo percorso. Nessuno, a parte 2 di quella generazione che è uscita dall'Egitto, è entrata nella terra promessa. È vero. Eppure, facendo questo giro, il popolo di Israele è riuscito ad arrivare preparato fino alla terra promessa, preparato per la battaglia, preparato per la guerra, è riuscito ad arrivare con un nome. Pensate che quando il popolo di Israele è entrato nella terra promessa, tutti i popoli di Canaan avevano paura di Israele, perché avevano sentito dire tutti i miracoli che Dio aveva fatto dal passaggio del Mar Rosso fino all'entrata a Gerico. Questi 40 anni che il popolo di Israele ha vissuto nel deserto, per quanto possono essere stati 40 anni difficili, sono stati 40 anni di preparazione, sono stati 40 anni in cui Dio ha preparato il popolo, in cui Dio ha benedetto il popolo, in cui Dio ha dato un nome al popolo. Ma affinché vivessero questi 40 anni, Dio ha dovuto mettere quel muro sulla via che li avrebbe portati dai Filistei in appena 2 settimane. Per questo dico, ci sono mura che noi dobbiamo rispettare nella nostra vita, che noi non dobbiamo abbattere, perché è Dio stesso che le mette davanti a noi. Le mette davanti a noi per la nostra protezione, le mette davanti a noi per il nostro bene, le mette davanti a noi per fortificarci. Però ci sono anche muri che noi invece dobbiamo abbattere. Abbiamo visto che allora il popolo di Israele ha fatto questi 40 anni nel deserto e arriva nella terra promessa. La prima città della terra promessa che il popolo di Israele si trova a dover conquistare non è una città qualsiasi. C'erano all'interno della terra promessa città molto più piccole. Ad esempio la città di Ai era una città piccola, una città con poco esercito, non molto forte. Ma la prima città che il popolo di Israele ha dovuto sconfiggere era la città di Gerico. E Gerico era una città che era molto famosa per le sue mura,
Pensate che gli studiosi ai giorni d'oggi, gli storici, dicono che le mura di Gerico avevano uno spessore di 6 metri. Non mi ricordo quanto è il pulpito qua, mi sa che è 3 metri e mezzo. Guardo Junior perché magari se lo ricorda, Marco, 3 metri e mezzo. Pensate, quasi il doppio di questo pulpito di spessore. E di altezza le mura potevano arrivare fino a 32 metri. Erano delle mura imponenti. Questa città era conosciuta per il valore della sua difesa. E cosa voglio dire con questo? Sapete, tante volte io ho già sentito dire da persone che magari consigliavano altre persone, dicevano: guarda, il tuo problema è un problema piccolo, il tuo problema non è un problema grande. Ma voglio farti ragionare sulle mura di Gerico. Le mura di Gerico erano un problema bello grande, non erano un problema piccolo, erano un problema di 32 metri di altezza e di 6 metri di spessore. E ho detto che quest'anno molti hanno cominciato con delle mura davanti, con degli ostacoli, degli impedimenti, e io oggi non sono assolutamente qua per sminuire i tuoi problemi. Non sono qua per dire guarda, il tuo problema è piccolo, perché non è vero. Sono sicuro che non è vero. Il tuo problema è un problema che probabilmente è anche bello grande. Ma ciò che noi siamo qua a fare questa sera, come ogni sabato sera, è esaltare la grandezza del nostro Dio. Perché per quanto il tuo problema possa essere grande, non sarà mai grande come il nostro Dio. In Geremia, il capitolo 10, il versetto 6, dice che non c'è nessun Dio che è grande come il nostro Dio, non c'è niente che è grande come il nostro Dio, non c'è nessun muro, nessun ostacolo, nessun impedimento che può essere grande come il tuo Dio. Non c'è niente come questo. Quindi non voglio sminuire il tuo problema. Tu sai quello che stai passando, tu sai quello che stai vivendo. Di qualunque carattere sia il tuo problema, sono sicuro che è bello grande. Ma il tuo Dio lo è molto di più. Il tuo Dio lo è molto di più. Amen. Quali sono queste mura che noi possiamo trovare nella nostra vita? Quando ho cominciato a preparare questa predica, questa è stata la prima cosa sulla quale in realtà mi sono concentrato. E forse è stata la cosa che più di tutto mi ha fatto perdere tempo, perché mi sono arrivata alla fine che ho visto che non ha nessuna importanza vedere quali sono le mura della nostra vita. Ho fatto un elenco, ho scritto possono essere problemi di documenti. Quanti qua hanno già avuto problemi con documenti? Quasi tutti, dai, perché vabbè che in Italia anche gli italiani possono avere problemi con documenti. Quanti hanno già avuto problemi finanziari? Questo anche chi non ha avuto problemi con documenti ha avuto problemi finanziari, problemi con lavoro, di non trovare lavoro, problemi con la scuola, problemi emotivi, amicizie, relazioni, problemi di tristezza, di ansietà, di depressione. Sono tutti muri che noi troviamo davanti. Ho fatto un elenco infinito di problemi spirituali, muri di vizi, di peccati, di mancanza di perdono, di freddezza spirituale. Sono arrivato alla fine di tutto e ho capito che i muri nella nostra vita possono essere due. Uno l'ho già citato, quelli che Dio ci mette davanti e lo fa per il nostro bene. L'altro muro che noi possiamo trovare nella nostra vita sono tutti gli altri. Perché dico questo? Voglio ritornare a quel versetto che abbiamo letto all'inizio, che è quello che si chiama il testo aureo o il testo d'oro della predica di questa sera. Seconda Corinzi 10, versetti 3, 4, 5. Puoi rimetterli qua per piacere, Alex? Seconda Corinzi 10. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze.
Possiamo ripetere quest'ultima frase? Infatti, ripetiamo insieme. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio. In questo versetto, in questi 2 versetti, noi troviamo tutto ciò che ci serve sapere sulle muraglie, ovvero cosa, come e perché. Cosa? Distruggere le fortezze. Come? Non attraverso armi carnali, ma attraverso armi spirituali che da Dio hanno il potere di distruggere le fortezze. Perché? Poiché demoliamo i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Noi siamo qua a parlare di cosa? Di demolire fortezze, di demolire muraglie, di distruggere mura, ostacoli davanti a noi. In che modo noi possiamo distruggere queste mura? Non attraverso armi carnali, lo sappiamo bene, c'è scritto bene in Efesini 6, se ricordate l'armatura del cristiano. Il nostro combattimento non è con sangue, ma contro principati e potestà. Quindi come? Attraverso le nostre armi spirituali. Ma perché ci servono queste armi spirituali? Per distruggere le fortezze? Perché attraverso queste armi spirituali noi distruggiamo ogni ragionamento che ci allontana dalla conoscenza di Dio. Riassumendo tutto, quali sono le muraglie? Quali sono questo secondo tipo di muraglie? Tutto ciò che ci allontana dalla conoscenza di Dio, ovvero la muraglia più grande della nostra vita è che noi non conosciamo Dio, o è quando noi non conosciamo Dio. Il non conoscere Dio è la muraglia più grande della nostra vita, è il muro più grande davanti a noi. Se vi ricordate, abbiamo fatto 4 settimane parlando di questi, i nomi di Dio, e partivamo sempre da un unico versetto che era Proverbi capitolo 9 versetto 10. Il principio della sapienza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è, qualcuno se lo ricorda? L'intelligenza. Perché conoscere la mancanza della conoscenza di Dio è la più grande muraglia della nostra vita. Perché qualsiasi sia l'ostacolo che noi abbiamo davanti, qualsiasi sia l'impedimento che noi stiamo affrontando, se noi sappiamo chi Dio è, questo impedimento non esiste. Perché, come abbiamo detto, il tuo ostacolo, la tua muraglia può essere grande, veramente grande, ma Dio è molto, molto, molto più grande di questa muraglia. Abbiamo detto che uno degli impedimenti può essere il lavoro, la mancanza del lavoro. Sappiamo che c'è scritto in Apocalisse che Dio dice così: colui che scrive è il santo, il verace o il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Dove c'è questo problema, il problema non sussiste se tu sai chi è il tuo Dio, perché Dio è in grado di aprire porte che nessun altro può aprire, di chiudere porte che nessun altro può chiudere. Se il tuo problema è un problema di documenti, un problema diplomatico, c'è scritto nella lettera di Giovanni al capitolo 2 versetto 1 che noi abbiamo un avvocato davanti al Padre, che è Cristo Gesù il giusto. Se il tuo problema è un problema finanziario, puoi leggere dove c'è scritto in Ageo 2,8: mio è l'argento, mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Se tu sai chi è il tuo Dio, se tu hai conoscenza di Dio, non c'è nessun muro che può mettersi davanti a te, perché il tuo Dio è più grande di qualsiasi muro che può essere davanti a te. Se il tuo problema è la tristezza, la depressione, in Neemia c'è scritto che la gioia del Signore è la nostra forza, quindi non essere triste, non essere depresso. Se il tuo problema è l'ansietà, puoi leggere il Salmo 42 dove c'è scritto: perché ti agiti in me, anima mia, perché ti abbatti? Spera in Dio. Non c'è niente che è più grande del nostro Dio. Se il tuo problema è la mancanza del perdono,
Giovanni Battista ci presenta Gesù come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Se il tuo problema è proprio il peccato, puoi andare a leggere Romani 5:20. Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia. Non c'è niente che è più grande del tuo Dio. E forse tu dici, ma io già conosco Dio. Non c'è un limite alla conoscenza di Dio. Paolo, che ha avuto forse la visione più rivelatrice di tutta la Bibbia, parla di Dio, delle ricchezze di Dio come imperscrutabili, ovvero che non si possono conoscere fino a fondo. Pensate che Paolo una volta dice che è stato rapito fino al terzo cielo, ha fatto un viaggio spirituale, qualcosa di assurdo, eppure dice che le ricchezze di Dio, la vera conoscenza di Dio è imperscrutabile. Nessuno può conoscere veramente Dio fino a fondo. E quindi non dire io già conosco Dio, perché Dio si rivela ogni giorno a te. Può rivelarsi ogni giorno. La conoscenza che noi abbiamo di Dio, la rivelazione che noi abbiamo di Lui è di gloria in gloria. Come conoscere Dio? Lo sapete tutti, ci sono discipline cristiane che possiamo seguire, la lettura della Bibbia. Leggi la Bibbia per conoscere Dio. Se puoi, studia la Bibbia per conoscere Dio. Se puoi ancora di più, medita la Bibbia, che è ancora meglio di leggere e di studiare per conoscere Dio. Prega per conoscere Dio. Conoscere Dio è essenziale per abbattere le muraglie della nostra vita. Ho voluto leggere apposta la storia delle mura di Gerico dal capitolo 5, quando Giosuè ha avuto quelli impedirci di passare, perché il nostro Dio è tutto quello che c'è scritto lì e tutti quegli altri nomi che noi abbiamo letto, imparato, pregato, sentito nelle settimane passate, ed è molto di più ancora di questo. Il nostro Dio è infinitamente di più di questo, che noi possiamo dire come disse l'Apostolo Paolo: io so in chi credo, io so in chi ho creduto. Ogni volta che noi abbiamo un ostacolo, una muraglia davanti a noi, che noi possiamo fermamente in noi dire questo: io so in chi credo, il più forte è dalla mia parte, il più forte è dalla mia parte. Voglio già finire, c'è un ultimo modo in cui noi possiamo conoscere Dio, ed è quello che è stato usato, secondo me, quel giorno da quegli uomini che giravano intorno alle mura di Gerico. Provate ad immaginarvi che voi fate parte di questo esercito di Israele che girava intorno alle mura, e girate, fate un giro, siamo al 7° giorno, il primo giro, secondo, terzo, quarto. Pensate che Giosuè aveva dato questo ordine preciso ai suoi: non dovete dire neanche una parola, fate questi giri senza dire niente. Dopodiché, quando finite il 7° giro, sentite il corno, allora a quel punto gridate, e quando griderete le mura cadranno. Ecco, pensate di far parte di questo esercito. Avete fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto giro, avete fatto il 6° giro, state finendo il 7° giro e sentite questi corni che cominciano a suonare fortissimi. A quel punto lì voi dovreste gridare. Cos'è che vi può far gridare a quel punto lì? La risposta che Dio ha dato al mio cuore è che l'unica cosa che a me personalmente mi avrebbe potuto far gridare dopo il 7° giro, dopo che i corni hanno suonato, è la fede che Dio possa fare qualcosa. Il modo in cui noi possiamo conoscere di più Dio forse non è la preghiera, forse non è la lettura della Bibbia, forse non è lo studio né la meditazione, è il mettere alla prova la nostra fede. Perché ogni volta che noi mettiamo alla prova la nostra fede e vediamo quanto Dio è buono, e vediamo quanto Dio risponde, vediamo i miracoli che Dio fa attraverso la fede che riponiamo in Lui,
ogni volta che noi vediamo questo, noi impariamo a conoscere un po' di più Dio. Impariamo a conoscere un po' di più questi nomi che abbiamo visto di Dio. Impariamo a conoscere un po' di più il fatto che Lui è un Dio che cura, il fatto che Lui è un Dio onnipotente, il fatto che Lui è un Dio che provvede alle nostre necessità, che viene incontro ad ogni problema della nostra vita, il fatto che Lui è un Dio che può abbattere muraglie davanti a noi. Quello che io voglio dirvi questa sera è che il vostro problema è un problema grande, non è piccolo. Il muro davanti a voi è un muro gigantesco, da 32 metri di altezza, ma il tuo Dio è molto più grande di questo problema. Come puoi scoprire che il tuo Dio è più grande? Metti la tua fede in Lui, metti alla prova la tua fede, e io sono sicuro che Dio non ti deluderà. Sono sicuro che Dio si farà conoscere da te e ti farà vedere quanto è buono fidarsi di Lui e quanta potenza c'è nel suo nome. Amen. Voglio invitarti ad alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode. Confermo che la preghiera inizierà domani, ma finché il gruppo di lode canta un'ultima canzone, io voglio invitare, se c'è qualcuno questa sera che sa che sta passando per un muro, che c'è un muro davanti a lui che gli impedisce il passaggio, che lo ostacola, che c'è un muro davanti a lui, qualsiasi tipo di muro sia, e non riesce a superare questo muro, e non riesce ad avere questa fede per superare questo muro. Io voglio chiedere a questa persona di venire qua davanti, ci sarà qualche missionaria, ci sarà qualche presbitero, qualcuno che pregherà per te, affinché Dio possa fare quest'opera nuova nella tua vita e far crollare ogni muro che si è messo davanti a te. Amen. Spirito Santo. Alleluia. Ti amo con anni di fede e niente ci resisterà finché lo adoriamo.
nella tempesta sei. Suo nome infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome immutabile, vittorioso è, nella tempesta sei. Suo nome infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome immutabile. Io vorrei che tu cantassi ancora una parte, che questa parte l'inferno non trionferà. Quanti di noi a volte hanno paura quando il Satana si alza? Quanti di noi hanno paura di quando Satana dichiara qualcosa sulla nostra vita? Quanti di noi a volte hanno paura di quello che Satana mette davanti a noi, ma non ricordiamo del Dio che noi serviamo, di quanto è grande, di quanto è potente, di quanto è immutabile, di quanto è infallibile. Eu vorrei che tu dichiari ancora una volta: l'inferno non trionferà. Dichiari ancora. L'inferno non trionferà. Dichiari l'inferno e nulla ci impedirà finché lo adoriamo. Dichiara ancora una volta: l'inferno non ci impedirà. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo. Ancora una volta: l'inferno non trionferà. Dichiara, e anche le mura cadranno. Dichiara così. E anche le mura
di cercare di fermarti. L'inferno può mettere davanti a te muraglia, ma noi dichiareremo che noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Ogni volta che noi dobbiamo cominciare una campagna di preghiera in questa chiesa, il nemico si alza, il nemico mette malattia, il nemico mette disturbio, il nemico mette problemi, il nemico mette difficoltà, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, perché noi abbiamo un Dio che è infallibile, noi abbiamo un Dio che è invincibile. Noi non andiamo per i nostri nomi, ma noi andremo per i nomi del nostro Dio. Noi non andiamo nei nomi dell'Andrea, non andiamo nei nomi di Enrico, noi non andremo nei nomi della chiesa di Verona, ma noi andremo nei nomi del Dio vivente. E quando noi cambiamo questo, noi dichiariamo che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Noi possiamo ogni cosa in colui che ci ha mandato andare. Noi possiamo ogni cosa di colui che ci ha messo in piedi, perché noi non siamo di quelli che si tirano indietro, ma siamo di quelli che combattono per i nomi di Cristo, combattono per i nomi di Dio, perché Dio è immutabile, infallibile. Colui che ha fatto con Giosuè, colui che ha fatto con Mosè, è colui che fa in questa chiesa, è colui che fa nella mia vita, è colui che fa nella tua vita. E quindi noi indietreggiani, non pensare Satana ha vinto, non aver paura delle tenebre, perché Dio è con te. Il Signore degli eserciti è con te, il Signore vivente è con te. Non aver paura di quello che il nemico ha dichiarato, non aver paura di quello che il nemico ha messo, perché Dio vivente oggi ti dice non temere, perché io sono con te, io ti fortifico, io ti aiuto, io ti rialzo, io prendo nella tua mano e ancora ti dico io sono con te. Dio è con te, Dio è con te, e il nemico non ha vinto sulla tua vita, non vincerà. Il nemico non vincerà, l'inferno non vincerà. In nome di Gesù, tu puoi applaudire il nome del Signore, applaudi a Dio nella tua vita, ringrazia Lui, ringrazia per le sue opere, per le battaglie che Lui ha vinto, per le storie che Lui ha cambiato nella tua vita, per le trasformazioni che Lui ha fatto. Il tuo Dio ha vinto per te. Il leone della tribù di Giuda ha vinto per noi. Amen. Alleluia. Santo è il tuo nome, Signore. Amen. Dici così alla persona di fianco a te: il mio Dio è più grande. Dillo proprio alla persona che è vicino a te: il mio Dio è più grande. Adesso urlaglielo in faccia proprio: il mio Dio è più grande. Urlaglielo forte come quei soldati fuori da Gerico: il mio Dio è più grande. Amen. Che Dio possa benedire le nostre vite facendo cadere ogni muro che è davanti a noi. Che questa settimana di preghiera possa essere una settimana in cui vediamo miracoli nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori. Stiamo per concludere il culto. C'è qualcuno per caso che ha compiuto gli anni C'è Domenico, vieni Domenico. Qualcun altro? Stendiamo le nostre mani verso Domenico, verso la pastora Andrea, per benedire le loro vite, che Dio possa benedire attraverso questa preghiera il loro nuovo anno che hanno compiuto in questa settimana. Padre, nel nome di Gesù vogliamo mettere, Signore, davanti a te la vita di Domenico e la vita di Andrea, Signore, per questo nuovo anno che tu gli hai concesso, Signore, davanti a loro, che possa essere un anno pieno della tua presenza, pieno della tua gioia, Signore, pieno della tua allegria, pieno del tuo spirito, Signore.
che tu possa invadere, Signore, le loro vite ancora di più, Signore, di quello che tu già fai, che tu possa benedirle, Signore, che tu possa battere ogni muro, ogni ostacolo davanti a loro, affinché la loro corsa verso di te possa essere sempre più veloce, Signore, sempre più proficua, Signore, che ogni sogno, ogni progetto, ogni desiderio, Signore, possa essere realizzato attraverso i miracoli che tu puoi fare, Signore, nelle loro vite. Nel nome di Gesù benedici questo nuovo anno di Domenico, di Andrea. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hey! Amen. Allora possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la migliore benedizione di Dio per questa settimana. Che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen. Ciao a tutti, come state? Voglio chiedere a tutti se potete accomodarvi ai vostri posti, per favore. Sì, tutti quanti. Come state? Com'è? Oggi il culto è finito, però vi chiedo di rimanere anche più tardi perché oggi stiamo celebrando un compleanno di una persona molto importante, della pastora Andrea. E oggi noi siamo qui per darle i nostri auguri, però ci sono anche altre persone che oggi non sono qui e che hanno portato i loro auguri. Quindi vi invito a guardare questo primo video di questa coppia della nostra chiesa che ha pensato di celebrare Andrea in questa maniera. Amen.
segnato la tua vita spirituale in tutti questi anni, che vogliono farti un grande buon compleanno attraverso questo breve video. Olá, paz do Senhor Jesus. Eu também não poderia ficar de fora dessa festa. Eu quero aqui, em meu nome, em nome da minha família, me juntar a todos vocês, ao Henrico, à família, à Igreja de Verona, para parabenizar a você, Andréia, missionária Andréia, agora a pastora Andréia, mulher virtuosa, mulher abençoada, esposa abençoada, mãe abençoada, grande obreira na casa do Senhor. Por mais um ano de vida que Deus lhe tem concedido, quero mais uma vez reiterar meus parabéns. Que Deus continue pavimentando seus caminhos com muitas bênçãos, com muitas vitórias, com muitas realizações, e que a glória de Deus que está sobre a sua vida possa continuar resplandecendo. Saúde e vida longa, Andréia. Um grande abraço aqui, em nome de Jesus, e a todos aí, a paz do Senhor Jesus. Fratelli, Pati, buongiorno. celebrando um dia especial de alguém muito, muito especial, né? Obrigado Deus por nos dar de presente uma pessoa tão querida, tão amada, batalhadora, guerreira, companheira. Obrigado, Andréia. Somos gratos a Deus pela tua vida. Que Deus te ilumine sempre e faça você se tornar cada vez, sabe, uma serva de exemplo para muitos, tá? Um beijo no teu coração. Andréia, há uma cançãozinha que fala assim: que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Nós te amamos, pastora Andréia. Você é muito importante para nós e que Deus te abençoe imensamente em todas as coisas. Parabéns. Feliz Ciao, ciao. aniversário! Pace, Pastor Andrea. Ci dispiace veramente tanto di non essere presenti in questo grande giorno, il giorno del tuo compleanno, un giorno di festeggiare, un giorno di essere celebrato. E io e la mia famiglia vogliamo augurare il meglio, ma il meglio di questa terra, che il Signore possa benedirti, possa prendere cura di te, della tua casa, e realizzando tutti i tuoi sogni, i tuoi progetti, sia tutto nella volontà del Signore. Ti vogliamo veramente tanto, tanto bene, grazie di tutto ciò che fai per noi. Che Dio ti benedica grandemente, tanti auguri. Pastora, auguri. Auguri. Sorpresa! Prima di tutto buon compleanno. E niente, volevo essere lì, però oggi non sono riuscita perché altrimenti mi cacciavano fuori dalla mia chiesa, perché è da un mese che non mi faccio vedere perché ero in Brasile, gente, scusatemi, ma... E niente, voglio dirti che sei molto speciale per me, come già lo sai, che ti voglio un mondo di bene e sono molto fiera di ciò che sei diventata, e so che ogni giorno crescerai ogni volta in più perché sei una donna forte, sei una donna tremendamente, come posso dire, temente a Dio. E grazie per esserci sempre, sai che sono qui quando avrai bisogno di me. E niente, augurone, festeggeremo prima o poi. Bacione, ci amo, amigre. Che loro vogliono farti gli auguri. Ciao, boa noite a tutti. Vim aqui prestar uma homenagem para minha irmã querida, pastora e líder do Som da Noiva. Quero te dizer, Andréia, que foi um período mais importante e marcante da minha vida, que aquilo que foi plantado lá antigamente ainda floresce no meu coração.
e tenho certeza que no coração de cada uma que fez parte da banda do Som da Noiva. E hoje, dentro das nossas limitações, uma em cada país, queremos te demonstrar o quão foi importante, te parabenizar em nome do Som da Noiva e te expressar esse desejo que nós sentimos nos nossos corações, e tenho certeza que um dia nós vamos ter a oportunidade de ainda estarmos todas juntas louvando o nome do Senhor. Te amo, feliz aniversário, que Deus abençoe você e toda a sua família e que Deus te guie e te ilumine sempre. Oi, Andréa. Estou aqui com a Kate e Julia. Queríamos te parabenizar pelo teu aniversário e que Deus te abençoe. Parabéns, Andréa. Tchau! Queria passar só para te desejar um feliz aniversário, te desejar tudo de bom, tudo de ótimo, muito amor, muita paz, muita saúde, muito sucesso. Que Deus abençoe. Tchau! E agradecer a você também por esse tempo do Som da Noiva. Foi para mim um tempo muito especial, foi um tempo que o Senhor me colocou ali de paraquedas, que eu não sabia nada, mas você com todo o seu amor me ensinou. Todo o grupo teve paciência para me ensinar, foi um tempo divertido, foi um tempo cheio da presença de Deus, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo que eu nunca vou esquecer, então foi momentos inesquecíveis para minha vida. E eu queria te agradecer porque você foi uma ótima líder e eu também queria estar fazendo parte desse grupo para homenagear você nesse dia tão especial que é o seu aniversário. Que Deus derrame das suas bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo, amiga. Oi, Andréia. Tô aqui hoje para te homenagear pelo teu aniversário. E eu quero fazer isso relembrando o nosso tempo do Som da Noiva. Que tempo especial, né? Eu vou cantar um pedacinho da música que a gente cantava sempre. Eu era tecladista, não tocava violão, mas hoje eu vou arriscar no violão, porque esse violão também tem uma história. Esse violão eu ganhei do Som da Noiva também, quando eu fiz aniversário, quando eu morava lá na Itália ainda. E eu guardo ele até hoje com muito carinho. Vou cantar um pedacinho da música que a gente cantava. Parabéns, Andréia. Deus te abençoe.
Dopo aver fatto questo tuffo nel passato, voglio ritornare nel presente e invitare tutte le ragazze, tutte le donne, tutte le bambine qui sul palco e anche la pastora Andrea. Invito soprattutto Tainara e Sandra, però tutte quante le donne. Sì, Sara, Letizia. Tutte. Norma, tutte le donne. Catrini, lascia il bambino. Su. Melia, Sandra e dopo lei. Era il messaggio. Ci siamo tutti, ok? No, manca ancora qualcuno. Catrini, lascia il bambino. Scherzo. Va bene. Allora, voglio lasciare un attimo la parola ad alcune donne che lasceranno un messaggio all'Andrea. Iniziamo da Sandra. Allora, io voglio ringraziare a Dio per la vita della missionaria Andrea, perché Dio ci ha dato una donna speciale. Dio ti ha dato veramente una persona speciale. Non è tanto facile, ma è molto speciale. È molto dura, è molto severa, ma è molto speciale. Io potrei leggere, ho cercato anche dei versetti bellissimi per leggere, ma io ho trovato lei di Genesi Apocalipsi, quindi non potevo. Lei è veramente una donna meravigliosa e in nome di tutte le donne della Chiesa di Verona io ringrazio a Dio per la vita dell'Andrea, che noi la amiamo veramente, la vogliamo molto molto bene. Che Dio vi benedica. Ciao a tutti, ciao Andrea. Tutto bene? Emozionata? Bene. Vogliamo iniziare, dico vogliamo perché noi il gruppo degli adolescenti, anch'io, vogliamo dirti che veramente sei un esempio. Sei un esempio perché tu hai visto la loro vita dall'inizio, sei stata veramente come una madre spirituale per loro. Questi ragazzi veramente ti sono grati per tutto ciò che tu hai fatto nella loro vita, perché li hai accompagnati passo a passo e vogliamo veramente ringraziarti per tutto, specialmente io perché mi sei sempre stata accanto, ma anche loro perché sei lì come un fiore che non appassisce mai. Nonostante ti vengono buttate addosso tante cose, tu sei ancora in piedi. E volevo chiedere a Fabio e anche ai ragazzi se possono venire, perché abbiamo pensato a una cosa per te. Qua. Su. Questo sei tu per noi, un fiore protetto nel nostro cuore veramente. E i ragazzi vogliono dirti una cosa. Ti vogliamo bene.
l'ultimo messaggio lo lascio io. In realtà ogni anno per il compleanno dell'Andrea io le scrivo una lettera, quindi lei sa tutto quello che io penso di lei. Se volete sapere quello che io penso di lei, andate a casa sua, le mie lettere sono tutte sul suo frigo, potete leggerle. No, però seriamente ogni anno le dico che lei è una persona importante per la mia vita, perché davvero io credo che quando mi riguarderò indietro fra tanti anni potrò vedere quanto è stato significativo l'impatto che ha lasciato in me, nella mia storia e in quello che Dio vuole fare. E quindi davvero grazie mille, non posso essere più grata per la tua vita. E questo è un piccolo pensierino. È un miracolo, questo regalo è un miracolo. Tutti vogliono sapere che regalo è, perché davvero è speciale. È speciale il miracolo di Dio questo. Sì, sì, ti conosciamo bene. Esatto. Questa è la prova di fede, ragazzi. Oddio. È il mio salmo preferito. Se vuoi ti tengo il mio No, no, non c'è. Ero contenta che si era dimenticato di me, invece. No, io voglio ringraziare a Dio per la tua vita, perché tu esali proprio il profumo di Gesù ed è bellissimo camminare vicino a te, perché tu sei quella che ci porti più vicino a Dio. E c'è un versetto tra cui il pastore ha citato tra l'altro oggi, che volevo dire, che è quello che la saggezza, l'inizio della saggezza è il timore a Dio. E io apprezzo tanto il timore che tu hai per Dio, per le cose di Dio, il timore che tu hai per la presenza, il zelo che tu hai per la presenza di Dio, ed è questo che ti fa più simile a Gesù ogni giorno e ci spinge a chi è vicino a te ad volere essere più vicino a Gesù. E quindi io voglio ringraziarti, noi amiamo la tua vita. Ok. Grazie mille, grazie a tutti. Non piangerò perché tutte le volte che faccio il discorso poi mi vado a guardare e mi vergogno di me stessa perché... Però adesso mangeremo, vedo che tutti sono già abbastanza affamati, ma vi ringrazio veramente di cuore. Ogni persona che è qua, ogni persona che è passata per la mia vita ha lasciato un segno e mi ha fatto crescere. Io so che Dio ha messo ogni persona perché c'è un obiettivo sulla mia vita. Quindi grazie mille, grazie al mio amato sposo che mi sopporta ogni giorno. Non sono facile,
però ho citato un versetto qualche giorno a lui, ho detto, Dio mi ha messo nel suo cuore, ho detto, e Dio ha indurito i cuori dei faraoni. Ho detto, ogni volta che sono lì, ho detto, dai Enrico, ho detto, è Dio che mi sta indurendo il mio cuore. Però ringrazio che mi sopporta e che mi aiuti ogni giorno, che mi doni la tua pazienza, che è quello che ho tanto chiesto a Dio. Grazie alla mia Chiesa, grazie perché ci siete tutti, io vi voglio tantissimo bene, a tutti voi, veramente tutti voi. Amen? Io ringrazio a Dio e a te per essere una persona, in ogni giorno una persona meglio. So che mi vedo una persona in ogni giorno meglio perché sto imparando da te. Tu sei una persona muito speciale, c'è pazienza, mi fai capire quando sbaglio, mi correggi. Tutto questo eu tenho como una benção di Dio e ti ringrazio a Dio tantissimo per la tua vita. Ti amo. Mangiamo!